Benvenuti al Minuto Politico, naturalmente in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contini, la nostra Elsa. Ma non è il momento di mangiare la caramella Elsa? La mangio dopo, la mangio dopo. Ecco, mi allora... presenti. Sì, la nostra Elsa Fagin. Buonasera a tutti, care cose a tutti, belle cose a tutti. Vabbè, la sento carica quest'oggi. Allora, abbiamo il nostro ospite, al quale metta giù la caramella, dà fastidio a casa questo rumore. Dicevamo, c'è il nostro ospite al quale dobbiamo fare delle domande, no? Sì. Allora, assessore Ciano Contini, è lei il nostro ospite? Senz'altro. Ora che abbiamo appurato che prima lei... avevo fatto giusto. Esatto. Ma che se sa, 20 puntate che se l'assessore Ciano Contini è ospite. Mi pareva di averlo già visto. Allora, ora che abbiamo fatto questa premessa, volevo dirle... giù la caramella. Sì, dopo la mangio. Ci scrive Igor Miti da Potenza. Igor Miti da Potenza ci scrive. Cosa ci scrive? Cosa fate? Igor Miti da Potenza. Cosa fate come politico? Credo politici. Che sbagliavo. Per spianare le differenze tra ricchi e poveri. Specifico che per ricchi e poveri non intende il gruppo. Quello della famosa Brunetta. Sì, Specifico, non stiamo parlando del politico Brunetta. Certo. Torniamo per piacere al senso della domanda, perché rischiamo di fare confusione. Adesso io veramente non ho parole. Cioè, lei si concentri adesso. Ecco, lei adesso questo è il momento di mangiare la caramella. Esatto, prego. E ora proprio a favore, sei fastidiosa però sta pellicola che viene sconfignata tutto il tempo. Per piacere, prosegua assessore. Le domande per spianare queste differenze tra ricchi e poveri, quali sono le iniziative che farete nel vostro comune? Ecco. Allora, senz'altro è importante andare a lavorare sul problema delle differenze tra ricchi e poveri. Bravo. Tante volte incontriamo tante persone in difficoltà, ricchi che non sanno più dove buttare i schelli. Come fanno poveretti? Quanti pensieri ha un ricco? Ma scusi, ma assessore, ma cosa facciamo? Mettiamo un Tutte quarto le d'ora. persone che hanno questa grande difficoltà. Allora, non parli con la caramella in bocca, ma non è questa la difficoltà grande, se mi permette. Adesso torniamo seri, perché semmai ci sarà il problema di chi non ce li ha i soldi, non certo di chi ne ha troppi. Anche. Allora noi abbiamo dato con le nostre iniziative la possibilità ai ricchi di liberarsi di un po' di rogne e anche di donare al povero, no? Questa è una bella Dare agli cosa. altri ciò che è lo stesso. Bravissima. Vedi? Una bravissima cosa. La prima iniziativa che abbiamo ideato proprio per andare ad aiutare i poveri che hanno meno si chiama Asaki Giga. Richiamando Asaki Giga, ma come chiama? Asaki Giga. Ma come funziona? I ricchi hanno tariffe telefoniche impressionanti e si hanno smerdaio di giga a disposizione che non parlano neanche, no? Non sanno neanche come usare. Scaricano tutto ma non hanno neanche sa quanti giga che hanno. Allora, e quindi magari ci sono poveri che fanno fatica a ricevere una mail. Poveri che con i loro smartphone non riescono neanche a aprire un sito hard. Allora, aiutiamo queste persone poverette ad avere più giga. Ecco. Bravo assessore. Grazie. Che bravo assessore, ma scusi, ma giusto che il ricco non sappiamo ha neanche se giga. un povero abbia lo smartphone o no, non sarà un altro il problema, non c'è. Diamo la possibilità a tutti di vedere i video art. Per piacere. Qui magari con tanti giga hai anche la possibilità di stare in compagnia, di entrare in contatto con tante altre persone, no? Esatto, la famosa compagnia telefonica. Compagnia telefonica, bravissimo. L'altra grande iniziativa che abbiamo attivato perché i ricchi diadano schelli ai poveri Dissino. l'abbiamo chiamata Moripur. È latino. Non lo so, mi pare di sì. Moripure latino, lei conferma? Cosa vuol dire assessore in italiano? Moripure. Ma scusi, come funziona? Cioè, mi spieghi Tante il problema, volte magari. ci sono persone che non hanno tanti schelli che sono in difficoltà anche a morire perché dicono dopo chi sei che paga il funerario? Ecco che allora subentra il ricco che col progetto Mori Pure andrà a pagare le spese funebri del povero che muore, che costa i funerali, tanto che si dice caro il caro estinto, il caro è morto, anche caro funebre, anche caro funebre, vedi? È tutto è proprio la carezza, è proprio la carezza. Ma io della morte. ma lei si rende la carezza della morte si dice. Senz'altro. Ma voi vi rendete conto che stiamo disquisendo da mezz'ora delle iniziative? Lodevoli. Ma che lodevoli? Ma deve fare il caso di fare il giga. Elodiamolo. Aspetti di sentire l'ultima. Non vedo l'ora, prego. Quante volte ci sono delle signore che non hanno la possibilità di sentirsi belle, no? Appariscenti e magari Ne ho sentito parlare. Ah sì? Chissà. Immagino.
di avere questo bel seno esplosivo, no? Sì. E non hanno i schelli per farsi un intervento estetico. Magari hanno una prima. Bravissima. Ecco che allora il ricco può subentrare e pagare un intervento di chirurgia estetica per la signora povera che non ha schelli. Bravo assessore, lodevole. Elodiamolo. Elodiamolo, ma le pare un progetto questo? Certo, progetto serio, sai come si chiama? No. Tette Sistemi. Perché così Tette Sistemi no. Guardi, mamma mia, per piacere, cioè vabbè. Arrivederci alla prossima puntata del Minuto Politico. Esatto. Tette Sistemi. Mangi un'altra caramella. Immagino ma la caramella. capito. Vuole un pezzo? No, grazie.